Presidente Serracchiani, un Friuli Venezia Giulia che si mette in rete e fa ancora maggiori sinergie. Assolutamente sì, oggi è veramente un momento epocale direi per il porto di Trieste perché mettiamo in rete il porto di Trieste con il retroporto, l'interporto di Fernetti, l'interporto di Trieste ed è un momento particolarmente importante perché rispondiamo da una parte ad un miglioramento della logistica che permetterà anche di essere maggiormente produttivi e di poter accogliere anche maggiori traffici, dall'altro semplifica la vita degli operatori, terzo non ultimo e assolutamente non banale è importante anche il fatto che si risponda ad un'esigenza di abbattimento ambientale perché questi camion non entreranno in città ma si fermeranno a Fernetti e quindi anche per quanto riguarda la città è assolutamente importante. Una situazione felice quella del Friuli Venezia Giulia, un sistema portuale ed un sistema di retroporti alle spalle. Stiamo sfruttando appieno l'autostrada del mare che ci permette di togliere appunto i camion dalla strada, trasferirli sulla ferrovia, ci permette di essere più competitivi e inoltre ci permette di poterlo fare senza costruire nuove infrastrutture perché abbiamo già tutto. Quindi l'abbiamo fatto velocemente, in 2 settimane siamo riusciti ad organizzare sostanzialmente l'attività di un nuovo terminal e credo veramente che questo sia un fatto di straordinaria importanza. Presidente, lei ha sottolineato come a livello portuale questo, in quest'area geografica, come porto si possa fare solo a Trieste. Ebbene sì, perché solo qui abbiamo le infrastrutture già pronte, solo qui abbiamo tutte le strutture già allertate e solo qui abbiamo questo punto franco il cui spostamento semplificherà ulteriormente il sistema.